In DDV, un'evoglade sugli snovis dai giornali e delle reti, parcure di redazioni giornalistiche. Un buon dia a tutti gli ascoltatori e ad oggi ascoltadors di Radio Onde Furlane, de bande di Carli Puppe e anche di Andrea Tomasin, che è in regia, curale parte tecniche, da queste binore chi su Radio Onde Furlane, binore di Ioibe ai 29 di novembre dal 2017. Come per solita che spazio in avvio di un momentin c'è che nus proponin i quotidians puiles di questi bandis tes loro primis paginis. Il Messaggero Veneto al decite di viaggi con una ignove di cronache, un ignove che peraltro avevi già segnalato ieri in tante diverse edizioni del nostro radiogiornale, favelin di un'operazione partenante de guardie di finanze che ha permettuto di bloccare un canale di traffico di droghe che aveva udin come marchiate di spacce, ma che in realtà dopo Ponte si slargiava anche fuori rispetto ai confini de citate. E che al viodeve da disincussi di organizzazione una serie di dispatriati, ma anche une furlane che appunto da de inchieste sono i responsabili di queste situazioni che il Messaggero Veneto appunto alla Sielgiute di viaggi con queste chi e dopo va in denanta appunto a pagine 2 con altri approfondimenti su queste teme. Ho visto anche un commento affidato tal che specifica a Fabio Spitaleri che invece tutti attini dopo le sue continuazioni a pagine 4. Dunque non dome le viaggiature ma anche le premis pagine se sono centrati su queste teme a chi si riguarda sempre le pagine de cronache in te centrale anche un incidente di strade mortale che gli ha costato le vite a un uomo di 40 votains residente a Basiliane. Si favele sempre perché riguarda le cronache di un'altra vicenda, là che in Scaschi a intervenire all'estate il NOE, il nucleo operativo ecologico dai Carabiniers di Udin, nei confronti di un'azienda che aveva refudums speciali all'interno delle aziende in maniera fur rispetto alla legislazione, dunque il NOA è intervenuto appunto mettendo sotto sequestri e denunciando il titolare. In Taialti Investit si dà un'evoglade a chi temi che magari non tante di spesse vanno a finire in prime pagine di approfondimenti culturali piuttosto che libris, piuttosto che in che scaschi vi ho detto che ridinte scherzante Nadal le cadi manco di un mese si tacche avvio di anche te primi pagine dai riferimenti a che periodi dall'anno in particolare perché specifica i presepis e dopo poi in evidenza in tai alt ovin le storie di quei furlans che appunto sono rientras come di des listis d'aur des Olimpiadi nel senso che si sono fas viodi per loro capacità e appunto sono stati premiati con medaglie in diverse competizioni a partire appunto dal principi de storie des modernis Olimpiadis fino ai nostris dies e per accompagnare disincussi questo approfondimento di Faustino Anzi lo vin investit una foto dai fradis di Centa
Dunque che io favelin in particolare perché specifici di Olimpiadi invernals che appunto sono dedicati ai sports sulle neve o sulle glace. La Cindy Bande le prime pagine dal Messaggero Veneto par da un cook investit a sezione Furlane all'insert Furlan dal Gazzettino, anche lui al viarci con queste notizie che riguardava il traffico di droghe, questa operazione appartenente Guardia di Finanza, anche se le evidenze date dalle notizie è comunque mancul marcate rispetto a che dal Messaggero Veneto. Anche chi che notizie di cronache de operazione dai NOE, chi poi in evidenza investito rispetto al TAI che gli ha dato il Messaggero Veneto, e dopodiché si favele di atris tematichis che riguardano novità in termini di piste ciclabili piuttosto che di problemi di salute per giocatori da luding piuttosto che di approfondimenti dedicati a pagine culturali dai spettacoli, anche chi si favele di presepis, ovin dopo però in te centrale ad esempio il Belanc che l'Inps regionale al FAS in termini di erogazioni tanto un cook dunque quel che è il quadri pensionistic in tal territorio regionale. Ovin però anche temis magari così no sempre di attualità come le lotte quintri dal cancro, magari così no sempre di attualità perché fin tanto che non si arriverà a batti queste malattie, è importante continuare a tenere le guardie alte, a fevelà affrontare che sistematiche passi indenanti importanti sono stati fatti in questi anni, però lavoro di fare anche tante. E dopo vi anche novità perché riguarda le nomini stacca specifiche chi si favele de fondazione dal Teatro Gnuf Giovanni da Udine, là che il comune ha fatto le sue scelte, i 3 consigliers di nomine comunale all'interno del CDA saranno Giovanni Nistri, Claudia Giorgiutti e Paolo Foramitti. Dunque questa è l'indicazione che arriva di amministrazione comunale udinese. Perché che riguarda invece le prime pagine dal piccolo, chi il titolo di Vergidura è Bandite il vel islamic sulle muse. Dice Fevelin di un intervento di amministrazione comunale di Monfalcone che dopo dal cambiamento disincusì determinate de selezioni noi è le prime volte che fa interventi che in qualche maniera vanno a finire in prime pagine. Disinanche che in realtà esiste già una normative a livello italiano che prevede che uno non può di là con le muse taponate, e in ogni caso se anche si tappone perché magari può anche avere frete mettisi su un passamontagne, però se lo ferma un poliziotto ad esempio l'ha assolutamente di tirarlo giù e farsi identificare, se no insomma se viote grivie. Dunque a volte queste iniziative hanno poi un valore passai il termine ideologico, clamino simboliche, ecco, in maniera mancul chiariade che no da un punto di vista pratico, perché appunto gli strumenti normativi legislativi di fatto già saressero. E a proposito di misure che vanno a finire in prime pagine, si continua a favelare decisione del Comune di Trieste di definire una serie di regole nuovis per cui al frequente le scuole di infanzia, là che
si fa vele di Grumalut, si fa vele di quotis dal 30% come massimo per fis di migras, si fa vele di crocifis, insomma temis che stanno dividendo anche le società triestine sulle opportunità mancul di ve fatte che spassa a chi. Dopodiché ho vinto le questioni migrants, là che l'Italia fa sapere che non la aderì al Global Compact on Migration né al Global Compact on Refugees, due accordi promovuti da ONU per favorire le cooperazioni in queste va da ordine linee già fissate di Ungheria e di Austria, che però riguardino quando si tratta di migranti in Italia sta ben attente a come tigni le spuartis ben sieradis e blindadis. Disin che queste collaborazioni sui migranti mi sembra un po' che si dica a senso unico, però vabbè, questa le e queste si richiattinga a commentare. Ho vinto dopo una serie di altre questioni che riguardano le cronache locali, in particolare che dal Gurizan. Ho vinto qualche riferimento in taglialte investi perché riguarda le pagine culturali, delle musiche, dai spettacoli. In Taj Central si fa di un tema che ogni tanto è saltato fuori, è una di quelle robis che sono o a manco le danno l'impressione di essere picciolis perché fatti in genere in maniera normale dei int, quindi c'è impasto, c'è un impatto magari monumentale e che però si chiatin so dai voi in più di qualche caso e investit non lasciano una bella impressione, in particolare dai Moors che fa a sec che tal cas dal Chiars fino a Istria e sono de tutele UNESCO, ma che naturalmente fanno parte delle tradizioni e delle culture di cetanche popoli. Va dite in realtà in qualche banda è anche un impatto monumentale, però in genere sono Moors disin così in qualche maniera puars le assa al mont contadin e proprio perché stanti svolti schiappasse un po' soddiambe come duce che al veve ce fa comunque smonta qui e investit non sono né robi così semplici di fa e dal sicuro e caratterizzano il territorio e lo caratterizzano in maniera una vorrebiele. Ho disares che perché riguarda le stampe locali potete anche fermarsi qui non ascoltarsi di un momento dopo le sigle un talk di musica e dopo tornare in parvio dice che succede anche a Torpa al Monte. In DTV, un'evoglade sulle snovis dai giornali e dei re, parcure delle redazioni giornalistiche. Em
TV, un'evoglade sugli snovis dai giornali e delle reti, parcure delle redazioni giornalistiche. E ben chiatadis e ben chiatas di nufa tutti gli ascoltadoris e tutti gli ascoltadors di Radio Onde Furlane, sempre Carli Puppa e vos e sempre Andrea Tomasin perché riguarda le parti tecniche in regie. Un avvio di un momentin che sono le snovis, no, manco un po' ci sono snovis che ho chiatin sulle stampe internazionali. Io partin di un tema che al partis dal punto di vista politico dai Stati Uniti, ma che riguarda un'altra area dal mondo, venga di che medio orientale. Dice Fevelin de in crescita all'interno del Senato de poi per una risoluzione che ponte a limitare il coinvolgimento dei Stati Uniti in TVR in tal Yemen. Col Senato che l'ha votata per 63 a pro e 37 quintri in tesornade di IAR per indenante queste risoluzione che una volta approvata in maniera definitiva emetteresse fin alle poe militari dei Stati Uniti alle coalizioni guidate da Arabia Saudita e che appunto è impegnata già ormai di Heinz in questo assedio, in questo attacco quintri dal Yemen e di che è le sue maggioranze, venga di che de comunità dai Houthi, una comunità sciite che quindi professe una religiosità sempre all'interno de famè dall'Islam, però differente rispetto a che Saudite cosa avesse investito e seguisse un percorso che è quello dai sunnitis e lo fa tra l'altro in maniera onde radical da ur di un implant che è poi dur dice che ottiene anche in altre comunità sunnitis. Naturalmente chi non si favele dome di religione, anzi o disares che si favele poco di religione, si favele tanti investiti di equilibris geopolitics perché che da questo suo attacco quintri dal Yemen l'Arabia Saudita e i suoi alleati e ci rini da un colpo all'Iran che è altre potenze regionali che investite e sostiene i Houthi. Dunque disin religione come buone scuse per platarsi da ur di alc quanto investite le questioni reali che de supremazie a livello locale, de gestione così anche di flusso economics e le liste potrebbero essere continuare. Certo è che questo percorso inviato dal Senato con chi non marschi per altri si capisce da ormai che è una roba trasversale, nel senso che c'è dentro sei le opposizioni democratiche ma anche i repubblicani e va quintri di che le linee appartenenti di amministrazione guidate di Donald Trump che tra l'altro l'ha minacciato di mettere il veto se il Congresso avesse di passare appunto questa risoluzione a chi ma di dove nasce questa risoluzione? Dal fatto che senatori come anche i deputati dei Stati Uniti sono avonde frustrati nei confronti di una risposta delle bande di amministrazione Trump all'assassinamento dal giornalista Jamal Khashoggi che si visarese ho avuto occasione poi volte di fevelà, ma anche perché che le situazioni umanitarie che si creano in Yemen disin che tanti di loro
e credin che il governo degli Stati Uniti non vedi fatta a vonde, non vedi neanche in qualche maniera da delle mostre di voler chiappare proprio di mens e fa musedure dai confronti delle politiche appartenenti di cui che smomenta le al potere in Arabia Saudita. Tra l'altro, poco prima di queste votazioni, il segretario di Stato Mike Pompeo e il segretario per difesa Jim Mattis avevano inchiatato i senatori in un incontro a Porti Siaradis disinte che indebolì le politiche dei Stati Uniti nei confronti dell'Arabia Saudita e quindi le AMS di amicizie che dopo significa sono ridotte rapporti economici, militari e vindenante, non era per noi una biele mosse e che quindi insomma verso in vut tra virgolette dispettassi delle conseguenze che gli stessi senatori si sono lasciati indenante per loro strade spiegando il perché di queste loro decisioni. Prima di tutto appunto perché dicono non sono per noi soddisfatti dall'atteggiamento di Trump e della sua amministrazione nei confronti dal principe Mohammed, considerato che il vero mandante dell'assassinamento di Khashoggi. Non si può far finta di noi, non si può passare per ore anche di rapporti rivasti delle stesse CIA che in qualche maniera davano un'indicazione a vonde clare su cui calare da ora di queste operazioni, ma di che altre bande riguardano anche che le situazioni causate da guerre mettute in atto da Arabia Saudita e dai suoi alleati in Yemen e se di da ora a creare, anzi e vedi già creato una situazione umanitaria devastante perché si favela di 85.000 frus che sono ad or de muerte par fam, si favela di più in generale di milioni di persone che sono ad ora di sopravvivenza proprio per mancanza di alimenti per via dal blocco dai cumiars, dall'assedio mettuto in atto di Arabia Saudita e dei suoi alleati. Si favela di 10.000 casi news di colera ogni settimana per via di mancanza di acqua potabile, acqua che di fatto non si può dare bevi, così diciamo che è. Tutto che sta ponte per via di questo conflitto inviato da Arabia Saudita e su che spunto chi insomma chiati le convergenze non come rappresentanti può dare di aree poi a ciampe dai Democrats come il senatore Bernie Sanders, ma anche tanti Democrats di aree poi moderate e anche diversi Repubblicani, ad esempio Mike Lee, repubblicano anche lui, è un di che sostegno con cui fuarci queste risoluzioni che sburtante per una iesude proprio dai Stati Uniti di qualsiasi collaborazione all'interno di questo conflitto che tra l'altro Mike Lee al dice è una corresponsabilità dal senso che al dice è stato il presidente Barack Obama a coinvolgere gli Stati Uniti a questo conflitto, quindi è in parte il colpe e in parte il colpe dell'attuale presidente Donald Trump che va indenando sulle stesse strade. Di che altre bande, sempre sul fronte repubblicano, viene un senatore come Bob Corker che al dis che si fa con un principe de corone, che è il che ho citato in già prima, che è assolutamente fuori di controllo, al di là di ciò che da ora succede appunto in Yemen, le responsabilità di questo principe sarebbero non da ora dall'assassinamento dal giornalista Khashoggi, ma anche dal blocco economico perché riguarda il Qatar, oppure per episodi come quello dell'arresto del primo ministro libanese, insomma robis che fa venire per la buon pay dress. La sim però queste questioni a chi non le vin tirate fuori de viaggi dure, de prime pagine di
digital di Al Jazeera, però le chiatais riportate in buona parte di stampa internazionale. Invece si fa un'evore poco di un'altra vicenda, lo fa il principale quotidiano francese, Le Monde, perché è una questione che lo tocchi di donne, o volares fevelaus dai ghile giai e che io disaresti molto, sì che si è fevelate, è vero, si è fevelata anche insomma a vonde, ma si è fevelata perché le da ora succedi teare continentale de France, con le protestis che sono stati, con duce che si è mettuto in movimento, pochissimi invece ti hanno fevelata dal fatto che queste proteste qui non riguardano le France continentali, ma anche le dipendenze francesi attorno al monte, là che queste proteste qui forse è acchiappata anche dai nivei ben più grandi che ha disin così a Parigi o comunque te aree continentali de Francia, per esempio te isole di La Réunion di fatto di un par di settimane si ha un blocco totale, robe che sarà perché è a vonde lontane d'Europa, sarà perché è una isola non tan grande, certo è che questa situazione qui è stata a vonde dismenteate dai mezzi di comunicazione, ma mi viene a di in primis proprio dal governo francese, perché con una situazione che era un lavoro difficile, con protesti ben più a larghe di che Viodudis te Francia continentale, però dove IAR si è avuto le prime visite di un ministri da governo francese per cercare di dare risposta ai protesti della popolazione locale. Da specifico si fa di Annick Girardin, che è la ministra per i territori par di là dal mar, che per francese chiamano Outre-mer, che appunto è arrivata da Meir e ha provato a incontrarsi con le popolazioni, come che aveva fatto qualche tempo prima anche su un altro possedimento francese, che è il de Mayotte, e ci rende di convinci che il governo francese non si è dismenteato di loro, che delle misure se vigneranno mettute in atto, si fa in particolare di misure che attaccheranno agli essi operativi col 1 di gennaio dal 2019 e ha detto che vignerà mettuto su un sito internet per spiegare bene agli abitanti della Réunion c'è che il governo centrale fa per loro, perché evidentemente come le popolazioni locali non si è avvisate masse bene e quindi è proteste, ma perché insomma non ha avuto le informazioni giuste, che stavano con le teorie dei ministri francesi, che in realtà dopo con le inti ha mettuto che tanti robi non vanno bene e che le isole sono state un tic trascurate, che però appunto non stai preoccupati, ovvio da rendi vignosi inquintri. Altre robe che ormai se me essi là de fur des primis paginis dai quotidiani o dai media internazionali, andare a manculpare un po' che ieri state sulle prime pagine, no proprio perdut magari di mancul sulle stampe italiane rispetto a che di altri paesi, però comunque un po' di volti avevo avuto occasione di essere informati su ciò che da ora succede, tal conflitto non di siriano, ma in particolare te lotte quintri dall'ISIS in Siria, perché si è avvelato sì tante di Siria, ma che sta spiet a me quasi ormai passato in second plan, come se l'ISIS fosse stato battuto e non esistesse più. In realtà l'ISIS è anche presente in Siria, in alcune aree in particolare de province di Deir ez-Zor, che è d'ogni dal confine con l'Iraq, là che si sarebbe concentrato più o meno 2000 combattenti jihadisti, tra di loro anche i dirigenti principali dall'ISIS e anche i combattenti più pericolosi, c'è chi se vindenante, che di 2 mesi e mezzo, 3 mesi stanno facendo una resistenza, un lavoro dure ai
tentatives di eliminaio. Qui tra l'altro continua a combatti. Non è che le Turchie con Erdogan sempre pronta a invadi quelle sostruppis a passare i confini di altri stas per colpi che per lui è una minaccia, manco così le definisco, sei che kurde, ma che quindi dai jihadisti non l'ha fatto noi, anzi gli ha dato una buona man, non lo fa il regime di Bashar al-Assad, che è preoccupato di altri robis, lo fa sempre loro, venga di che coalizione formata sì di Arabs, sì di Armens, sì di Turkmans, ma soprattutto formate di Kurdis, sono anche loro in prime linee che stanno tra l'altro vinte despiarditi su nevore altis proprio perché chi le resistenze è una resistenza fino all'ultimo omp perché sanno di nove strade di fuga, di nove ritirate, quindi combatti in proprio con anche più violenza e determinazione dice che hanno fatto di altri sbandis. Parla a chiatafur alc che non si ingiorni su questa situazione che bisogna là sui media dal Kurdistan, se no se me che tutta se depues non se succeduto nulla. Vabbè, se invece con une robe assolutamente in tut perdute positive, o svevin già fevelate di queste iniziative che in vorta che si sornadis in tal Paese Basque che si chiama Euskaraldia, un dis là che passe 200.000 persone si hanno deciduto di mettersi intorno dai distintives, dai simboli, e là che sono divisi in due categorie, che dicono io veli par basche e buttino le parole a due par basche, dopo se uno risponde par basche vanno in enan par basche, se no passeranno al spagnolo, al castigliano, e chi altri che dicono io magari non sono in stato di fevelà par basche, ma lo capisco, quindi fevelaimi par basche. Una iniziativa che è con un impatto sociale un evore alt che ha proprio che di sburtà l'us di queste lingue che è, riguardino le più antiche d'Europa, perché noco fevelin lenghis così chiamadis indoeuropeanis, sin rivas un evore di Heinz Indaur in tal continente european, vinchiatat altri popolazioni che ieri in chi, quindi anche no, bel posto di miliardi di Heinz Indaur, o sin rivas in Europa di immigras, e qui che invece talera già chi, ad esempio, ieri in popolazioni, di queste popolazioni che qui calcare stata, ad esempio i Basques, le loro una lingue pre-indoeuropeane, loro ieri in chi già di prime. Per fortuna che non sono tanti, se no magari non smandaresti in due chiese, disintornate a chiese vostre. Poi bene, insomma, le storie lade come che gli lade, fa sta che queste iniziative qui e ul sburtà l'us social dell'enghe lo sta facendo in maniera un'evore positive e tendi loro che magari per così abitudine vigna residin che scaschi brutta abitudine e ero usas a fevelarsi per castiglian perché buttavi le parole per castiglian non avevi mai approfondito come che si viodin qui distintives di cui che al capisso al fevele par bas si fevele in par basca, ad esempio anche tesbuteghis là che in diversi casi persone che si conoscevano o che comunque avevano una frequentazione a vonde di spesse di questi sbutteghi o di questi ambienti e però si favelava in par castigliano come e andite e no, savin il basche quindi in cul basche. Via le iniziative Bras i Basques, robe che insomma si può dare similità anche di altris bandis e disares che con queste nuove pudding anche si era queste nestre indi di voi un mandi a ducce de bande di Carli Pup. Indi di voi, un evoglade sulle snovis dai giornali e dei re, parcure de redazione